il presepe vivente più grande del Veneto ed è anche uno dei più suggestivi perché si svolge nelle grotte naturali di Villaga, ai piedi dei Colli Iberici, in provincia di Vicenza, ma è anche la rappresentazione di una comunione sociale che riunisce tutti gli abitanti del paese nell'allestire giorno dopo giorno, nell'arco di un intero anno, tutto ciò che serve per rappresentare ogni 2 anni, al tempo dell'Epifania, la sacra scena della nascita di Gesù. Quella di quest'anno è la 9ª edizione, ma il presepe di Villaga è già diventato uno dei presepi più famosi d'Italia. Il 6 e 7 gennaio a Villaga, ogni 45 minuti, dalle ore 13 alle ore 20, 300 figuranti saranno impegnati tra queste grotte, che sono antichissime, abitate già dalla preistoria e poi in epoche più recenti da eremiti e da monache cristiane. Una scenografia naturale che rende tutto ancora più emozionante perché le grotte sono perfette cartoline per le diverse scene di questa storia sempre attuale e commovente che ci parla di gioia e speranza, ma anche di umiltà e fatica. Certo, le grotte, che nascono su un terreno carsico, rendono ancora tutto più suggestivo e emozionante, ma sono tanti i rimandi, anche spirituali, di questo presepio che prevede un cammino in salita verso le grotte, quasi ad indicare anche una strada spirituale a chi si accosta a questa sacra rappresentazione. Quest'anno il tema si svolge tra 3 tappe storiche con molte analogie: la grotta di Betlemme nell'anno 6 a.C., dove nacque il bambino Gesù, la grotta di Greccio, dove Francesco d'Assisi allestì il primo presepio nel 1223, e le grotte dell'attualità di San Donato di Villaga, appunto. Il tema scelto per questa edizione è Dalla pietra alla carne, ed è facile immaginare che saranno delle statue che evocano la figura del bambino Gesù a dominare la scena del presepe. 9 quadri viventi che spazieranno dal significato delle statue a quello delle figure in carne ed ossa, con un riferimento anche alla guerra di oggi, rappresentato dalla rievocazione di un segmento di storia della Prima Guerra Mondiale, un Natale delle trincee nel 1917 e poi quello del dopoguerra nel 1941. Un presepe che ha quindi anche sempre un alto valore artistico oltre che sociale, perché a Villaga non si è del paese se non si è presenti al presepe. Un tratto identitario che è forma e sostanza di una fantastica avventura comune. Oh Dio beato, a quanto ti